Ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buongiorno, eccoci qui a pochi istanti dalla chiusura dei mercati, vediamo insieme l'andamento dei principali mercati finanziari di oggi. Sostanzialmente una giornata tutto sommato caratterizzata da una certa prudenza e da una certa attenzione agli sviluppi geopolitici. Possiamo dire subito però che Milano è l'unica tra le principali borse europee a far segnare un segno positivo, esattamente un più 0,37%, come vedete un piccolo rialzo. Però le mature più importanti hanno subito i mercati europei. Parigi meno 0,51%, la Spagna meno 0,35%, soprattutto il DAX perde l'1,35%. Passando alle valute, il dollaro, il cambio euro-dollaro, anche qui sostanzialmente stabile, un mercato quello valutario in attesa di dati economici significativi che possono far cambiare le idee e prospettive sui tassi. Il cambio euro-dollaro ha provato a testare la resistenza a 1,17, ha sfiorato l'1,69,8 in questo momento, quindi la resistenza dell'1,17 giudicata dagli economisti una resistenza oggi significativa sul cambio appunto non è stata superata, quindi l'andamento del cambio sembra più essere influenzato dal comportamento del dollaro, a sua volta influenzato dalle notizie di geopolitica relative alle guerre in Medio Oriente, piuttosto che dalla forza dell'euro. Per ora è tutto, grazie e buon pomeriggio. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato